Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo il piacere di proporre questo evento che in realtà avviene nel pieno periodo estivo e ci stiamo avvicinando al periodo clou dell'estate che coincide col periodo di Ferragosto. Abbiamo provato a organizzare questo evento con lo studio, coinvolgendo alcuni nostri clienti che sono operatori molto qualificati del settore, per poter capire insieme a loro quale può essere il bilancio turistico di questa seconda estate da quando è avvenuta l'esplosione della pandemia. Vorrei ricordare che il turismo è un settore molto importante per il Veneto, è la prima regione italiana per numero di presenze. E vorrei ricordare che nel 2019 il Veneto contava circa 70 milioni di presenze. In studio con me ci sono la dottoressa Valentina Meli, la dottoressa Zinaida Burka, che sono le collaboratrici con le quali abbiamo fatto degli approfondimenti e delle ricerche su questo tema. Ospitiamo molto volentieri, e sono i veri protagonisti di questo incontro, anche se virtualmente, i nostri ospiti che tra poco andrò ad introdurvi. Allora, avremmo voluto, prima di iniziare a fare questa conversazione, darvi qualche numero, un numero ovviamente ufficiale che deriva dalle analisi Istat, secondo la quale quest'estate il 50% degli italiani ha pianificato un viaggio. Chi non farà questo viaggio, quindi il 50%, soltanto in minima parte, il 15%, questo è un dato positivo, non lo farà per timori legati al Covid. Per un altro 30% invece non farà questo viaggio per ragioni economiche, e forse questo è un aspetto non secondario e molto preoccupante, insomma, che si rileva da questo tipo di scelta. Tra quelli che viaggiano, solo il 6%, e questa è una notizia per noi italiani positiva, sceglierà l'estero. Quindi in teoria dovremmo trovarci nei prossimi mesi ad avere un buon flusso di spostamenti all'interno del territorio nostro nazionale. C'è una fetta importante che va tolta e che si muove verso le seconde case e che rappresenta circa il 30%. A parte questo, noi vorremmo chiedere tra poco agli ospiti se questo disegno che i dati suggeriscono, la Istat, è coerente con le vostre percezioni. Diciamo anche che gli arrivi in Veneto sono previsti al più 11% rispetto al 2020, che purtroppo è sempre nettamente inferiore di circa il 40% rispetto al 2019. E su questo pesa ovviamente in modo evidente moltissimo la riduzione degli arrivi dall'estero. Allora, io direi che potremmo iniziare questa tavola rotonda, fatte queste premesse diciamo di natura statistica, con il primo dei nostri ospiti, che è Andrea Franceschi, che è amministratore unico di Stay in Cortina, una società importante anche se ha una relativa breve vita, nata pochi anni fa, e che ha in gestione 25 appartamenti a Cortina e 10 strutture alberghiere nel territorio nazionale, tra cui ci piace evidenziare che ce ne sono 4 a Cortina, 2 a Milano e una a Brescia, e quindi anche nell'asse delle future Olimpiadi invernali 2026. Intanto Andrea, benvenuto. Volevo sapere da te, che sei un operatore del mondo della montagna ma anche del mondo delle città importanti, come sta andando la stagione a Cortina, come sta andando in Lombardia e quali sono i vostri piani che prevedete, chiusa questa stagione estiva di cui ovviamente presumo avrai già le prenotazioni ottenute, per l'inverno che si approssimerà nei prossimi mesi. Sì, intanto buongiorno a tutti. Devo dire che condivido poi le premesse che sono state citate, nel senso che la stagione sta andando avanti positivamente per la parte cortina, per la parte montagna. Ovviamente c'è una forte presenza della clientela italiana e una riduzione della clientela straniera, non tanto quella europea, perché mi sembra che comunque ci sia una certa agilità in questo momento di movimenti dai paesi più vicini, penso all'Austria, alla Germania, alla Svizzera, ma ovviamente ci mancano invece tutti i turisti orientali e statunitensi, insomma quelli che per venire in Italia devono affrontare tutta una serie di tematiche legate a quarantena, tamponi e tutto quello che conosciamo. Tutto sommato però, ecco, devo dire, non siamo scontenti. I bilanci si fanno alla fine, ma stiamo chiudendo un mese di luglio molto positivo e anche le prospettive per agosto tutto sommato sono buone. Certo viviamo come tutti gli operatori con alcune incognite, perché rispetto al passato comunque le prenotazioni non sono più così sicure fino al momento del check-in. Si vive un po' la giornata, si naviga a vista, si vede anche cosa succede con i vari decreti, con le varie limitazioni che possono essere introdotte anche in corso d'opera. Il Green Pass è uno di questi che in qualche maniera può comunque incidere, però l'aspetto, ecco, insomma, complessivo è positivo.
lo scenario sulle strutture che non abbiamo in montagna, nelle località diciamo non leisure, è un po' più complesso in questo momento, ma devo dire anche che il mese estivi non sono mai più significativi per dare un giudizio definitivo, e quindi credo che lì la prova del 9 ce l'avremo a settembre, quando si presume che le vaccinazioni avranno raggiunto livelli insomma molto significativi, e che la gente anche si spera almeno inizierà a muoversi di più rispetto a quello che ha fatto tra smart working diciamo, e soluzioni analoghe. Quindi un giudizio sulle località, sulle strutture che abbiamo nelle località più business lo lascerei all'autunno, quando il mondo si spera sarà un po' diverso da quello che abbiamo lasciato diciamo prima dei mesi estivi. Grazie Andrea, grazie, molto chiaro e anche molto evidente questa differenza che c'è tra il mondo del leisure e della vacanza invernale rispetto al mondo delle grandi città, che ovviamente speriamo tutti che dopo l'estate riprenda secondo dei ritmi di normalità. Dopo questo contributo di Andrea, io a questo punto passerei a un altro comparto importantissimo, che è il comparto termale. Forse non tutti sanno che noi nel distretto Abano e Montegrotto abbiamo il distretto più importante d'Europa del termalismo, e addirittura a livello italiano il distretto Abano e Montegrotto rappresenta circa un terzo delle strutture termali italiane. Do il benvenuto a Lodovica Carniello, che è direttrice dell'Hotel Terme Olimpia di Montegrotto Terme, che è un hotel storico molto importante e un territorio importante a livello internazionale, importante a livello italiano, che però ha delle grandi fragilità ormai strutturali da tempo, ma che ha anche delle grandi ricchezze e risorse naturali che potrebbe sviluppare. È un mondo diverso rispetto a quello di Andrea, è un mondo su cui noi siamo curiosi di capire come state affrontando a Montegrotto il periodo estivo e quali sono le prospettive per l'autunno, che per voi diventa la stagione nell'ambito del comparto termale medio-alta. Sì, corretto. Buongiorno a tutti intanto. Noi per quanto riguarda il periodo estivo abbiamo lavorato abbastanza bene, nonostante ordinariamente negli anni passati, quindi prima pre-Covid, fossero periodi di bassa stagione, quindi insommato per noi sono anche buoni. Ci stiamo preparando sia a livello strutturale che organizzativo per queste procedure che potrebbero essere importanti, riguardano il Green Pass, per dire a tutti comunque un soggiorno in maniera sicura. Però siamo positivi, cioè le presenze e le richieste sono un po' più alte rispetto all'anno scorso, quindi il 2020. E le prospettive dell'autunno, secondo voi, quali potrebbero essere? Mi auguro molto simile e vicino agli anni 2019. Ecco. Perché vediamo poi che le richieste arrivano. Purtroppo ci manca la parte estera, a differenza magari dell'idea, percepisce. Arrivano, ma non in numeri, non numeri sufficienti, diciamo, a pareggiare gli anni presenti. Ecco, poi vogliamo ricordare che c'è un aspetto delicato del mondo termale, che è il mondo delle spa, delle piscine, che ovviamente è un mondo in cui c'è questa presenza delle persone che diventa un aspetto, tra virgolette, anche un po' difficile da gestire. Questo probabilmente rende questo aspetto ancora più delicato nell'ambito della trasmissione del virus, e quindi questo crea un elemento di ulteriore criticità, purtroppo. Esatto. Bene, allora io ringrazierei Ludovica per questo bellissimo flash. E a questo punto cambiamo completamente prospettiva e coinvolgiamo una persona che è del mondo del turismo, ma in realtà non è un operatore alberghiero, e che è Ivano Ziglio, che è il proprietario di Prima Rete Viaggi e Vacanze e di Columbus Vacanze. E quindi è una realtà significativa, ma che ha presenza in tutto il territorio nazionale, perché rappresenta 150 agenzie. Quindi parliamo di una realtà che, non essendo operatore alberghiero, comunque essendo colui del quale passano le prenotazioni dei clienti verso le strutture alberghiere, è, secondo me, è una cartina internazionale del termometro molto importante. E chiedo a lui qual è stata la vostra operatività nel 2020 e come sta andando questo primo semestre del 2021 in una prospettiva futura, e quali sono i vostri attuali obiettivi di lavoro come mondo dell'agenzia di viaggio. Bene, buongiorno a tutti. Allora, aggiungo anche un piccolo passaggio, che il gruppo fa parte anche di BlueNet e Blue Vacanze, che MSC è il nostro praticamente proprietario.
per cui abbiamo anche l'aspetto crocieristico che non è da poco, visto che rappresenta un importante sviluppo in Italia, sia dall'estero sia all'interno dell'Italia. Per cui diciamo che noi in questo momento abbiamo visto che tramite il tour operator Columbus, il Mar Italia che storicamente facciamo, c'è stata questa ripresa che ci ha dato l'opportunità di riaprirci, perché eravamo veramente fermi, ma proprio totalmente. Abbiamo potuto riattivare le agenzie e le agenzie hanno cominciato a lavorare, solo che dobbiamo far presente che in questo momento noi abbiamo una difficoltà che è proprio il Green Pass, perché quando noi andiamo oggi con il Green Pass c'è un po' di confusione che in questi giorni ci sta mettendo veramente di nuovo in crisi, perché entro in un villaggio e il ristorante come accedo? Accedo con il Green Pass o posso accedere? Entro in un albergo, che prima vendevamo l'albergo, e proprio per entrare in un ristorante adesso ci troviamo di aver venduto gli alberghi per entrare nel ristorante e purtroppo abbiamo questo problema. L'altro problema che per l'inverno, per rispondere all'inverno, noi abbiamo bisogno di chiarezza e aprire dei corridoi, perché se non apriamo dei corridoi sia per l'estero, per l'Incami e sia per l'autogoing, noi non riusciamo a far defluire i clienti, perché questo è il problema grosso. Se lo stato d'emergenza, per concludere, verrà ancora prolungato, io credo che anche i colleghi che sono in questo momento qui, il nostro vero problema è che non possiamo portare negli incami stranieri e facciamo fatica a portare anche fuori degli italiani. Per cui ci vorrebbe un pelino più di chiarezza, che noi stiamo anche come Federazione del Turismo FTO, che io sono anche consigliere nazionale, stiamo cercando di spiegare al Ministro Garavaglia questi aspetti, perché se non verranno chiariti questi aspetti credo che noi tutti, sia albergatori, sia distributori, sia produttori, avremo delle difficoltà non indifferenti. Per cui questo momento, per concludere, c'è stata una positività, c'è stato un momento veramente, dopo una situazione tremenda, perché vedere migliaia di agenzie chiuse, vedere i tour operator fermi, vedere gli albergatori fermi, eccetera, ristoratori, chi ne ha più ne metta, è stato veramente sofferenza. Adesso dobbiamo anche far capire che bisogna chiarire questi aspetti tecnici, che senza di questo non potremo proprio lavorare tranquillamente. Grazie Ivano, chiarissima la fotografia che hai fatto, è più che condivisibile. A questo punto chiuderei il primo giro di domande, questo termometro, con un'altra struttura molto importante, un operatore storico padovano che è dedicato prevalentemente al business congressuale. E ringraziamo Annalisa Fracasso, presente con noi, amministratore unico della Points by Sheraton di Padova, che è proprio prossimo più o meno del nostro studio, ed è un hotel che con le sue 216 stanze e oltre 800 posti congressuali è l'hotel con le dimensioni più rilevanti di Padova. Quindi una realtà insomma molto significativa. Volevamo sapere da Annalisa quali sono ad oggi, nella vostra tipologia sia hotel che congressistica, quali sono i tassi di riempimento che state riscontrando in questi mesi e come hanno reagito il mondo business e il mondo leisure nell'ambito della vostra attività. Allora, intanto grazie della presentazione e buongiorno a tutti. Allora, se io guardo i dati statistici, sono ancora molto critici, perché come hanno detto un po' i colleghi che mi hanno preceduta, effettivamente nella nostra attività siamo un po' una cartina al tornasole di quello che succede intorno a noi. Io è da 1 anno e mezzo che vedo appunto questa risalita, questa discesa anche molto veloce, a seconda proprio dei vari DPCM che ci sono stati prima con il governo Conte e adesso con comunque queste varianti che incidono sulla paura generale che c'è
in giro un po' dappertutto. E noi, se per caso non l'avessimo capito prima, ci dimostriamo di essere ancora di più un albergo business, nel senso che la pandemia ha reso ancora più chiari determinati dati. Ad esempio per noi l'estate, soprattutto i mesi da metà luglio ai primi di settembre o comunque fine agosto, erano dedicati prettamente al leisure, cioè il nostro albergo per la sua posizione, per la quantità di stanze, fondamentalmente era un punto di appoggio per molte agenzie che portavano qui della clientela straniera, soprattutto indiani, sudamericani o orientali, di passaggio su Roma, Venezia o comunque altre località. Padova purtroppo non ha mai ancora attirato come città da visitare, insomma. Speriamo che adesso che è stata nominata Urbs Picta, che è diventata patrimonio dell'UNESCO, insomma, in futuro questo possa darci anche un po' di più risonanza a livello mondiale. Comunque sta di fatto che purtroppo noi abbiamo avuto tutto il traffico leisure azzerato totalmente da oltre 1 anno e mezzo a questa parte. Tra l'altro noi continuiamo con un lavoro veramente incessante di proposte, perché ci vengono richieste, dopo, però vengono anche cancellate, vengono posticipate, c'è un grande fermento a livello di richieste, però è tutto molto, molto incerto. Per quanto riguarda invece il settore dedicato al business, anche lì la gente ovviamente adesso ha altri mezzi, per cui se può fa a meno di incontrarsi fisicamente. Però è anche vero che sono nate altre situazioni, ad esempio per il congressuale, che mi fate fare col business, ovviamente. Perché, che ne so, ad esempio oggi stanno facendo una riunione qui da noi per un'asta immobiliare e nei giorni scorsi ci sono state delle riunioni di condomini molto grandi che evidentemente non avevano spazio sufficiente nei luoghi che di solito erano deputati per questo tipo di attività. Per cui diciamo che è in grande evoluzione anche tutto questo mondo e soprattutto però quello che penso sia la prospettiva appena dopo l'estate sarà quella appunto dell'evoluzione della pandemia. Io ho messo il papà effettivamente qui dietro perché lui era sempre un grande ottimista. E come i miei colleghi, anch'io, seppure parto da una situazione molto critica, appunto per la tipologia degli ospiti che vengono qui, sono convinta che da settembre in poi ci possa essere veramente una nuova ondata positiva di lavoro e soprattutto poi anche per tutti gli altri settori quando sarà iniziata la scuola, perché in tutto questo periodo, secondo me, quello che conta tanto, o comunque io lo vedo, lo percepisco anche nel contatto con i clienti, è una sorta di nervosismo, di paura. Le persone hanno bisogno di uno straccio di certezza, finché non ce l'hanno non tornerà una pseudo-normalità, insomma, anche se con delle sfaccettature diverse. E comunque finché aspettiamo magari il dottor Della Libera, se vogliamo parlare ad esempio anche del Green Pass, come diceva il signor Ivano, effettivamente adesso c'è questa grande confusione per cui prima che non saranno stabilite determinate certezze, è ovvio che la gente fa fatica a muoversi finché non sa bene quello che deve fare e come deve farlo. Tra l'altro noi qui abbiamo fatto una riunione proprio ieri con il nostro responsabile della sicurezza e il medico del lavoro per cercare di semplificare al massimo l'entrata dei clienti, pur ovviamente attenendoci alle normative attuali, sperando che nel frattempo appunto i legislatori capiscano che c'è qualche gap effettivamente in quello che finora è stato deciso, perché una persona non può avere la possibilità di entrare in un hotel, non gli viene richiesto
il Green Pass, però se deve entrare nel ristorante dell'hotel glielo devono chiedere, bisogna un po' capirsi. Noi abbiamo fatto, noi che lavoriamo nel business travel, perché abbiamo sia a Padova sia a Milano, abbiamo le sedi del business travel per le aziende, avevamo trovato questa soluzione che era quella proprio di utilizzare l'hotel e col ristorante proprio per questo motivo. Sì, ma fino a prima si poteva, anche questa qui era la possibilità che veniva data addirittura anche all'ultimo dell'anno, c'era la possibilità, se qualcuno voleva, che ne so, stare in compagnia eccetera, veniva in hotel e gli si doveva portare su la cena. Cioè, purtroppo è un'evoluzione continua. Tra l'altro un'altra cosa che magari adesso non so se importa, però noi abbiamo alcuni clienti che delle volte si lamentano perché dicono ma voi non fate una colazione da Sheraton. In realtà mi tocca sempre dire, guardate, non possiamo fare la colazione come eravate abituati prima del Covid, ci sono delle normative per cui c'è il buffet limitato, sono solo delle monoporzioni, oppure ci sono dei prodotti che vengono serviti. Purtroppo c'è anche una rete di comunicazione che è veramente molto pesante e noi a nostra volta dobbiamo, secondo me, chiarire il più possibile anche le idee, anche perché sennò tante volte dopo il risultato è che chi magari pensa che dobbiamo fare una cosa quando invece non è così, dopo arrivano anche feedback negativi e quindi fanno sempre male. Per cui la comunicazione è importantissima. Se n'è troppa, bisogna che cerchiamo di semplificare ed essere chiari il più possibile con i nostri clienti. Però non è solo la chiarezza sua, mia, e la chiarezza purtroppo è normativa. Se la chiarezza non è normativa, allora è un problema, perché in questi giorni noi abbiamo migliaia di persone che ci stanno telefonando, che sono in giro per l'Italia, proprio per questo motivo. Ma io sono andato via a fare una vacanza perché pensavo, adesso mi trovo che non ho il pass, oppure ce l'hanno a metà, oppure addirittura qualcuno per vari motivi non ha proprio niente perché è negazionista, per cui cioè noi stiamo trovando delle difficoltà che sono e nessuno sa rispondere, e questo è peggio, perché lei faccia qualsiasi, e noi diciamo anche come FTO, Federazione del Turismo, che è in Confcommercio, abbiamo fatto proprio degli esposti anche al MIBACT, non riusciamo a venirne fuori. Perché? Perché non è chiaro il concetto proprio del pass, cioè del Green Pass, cioè non è... Secondo me c'è stata talmente una serie di azioni molto importanti da fare anche a livello governativo, perché cos'è stato ieri sera che sono riusciti a mettersi d'accordo sulla riforma che riguarda i tribunali e quant'altro. Secondo me questo Green Pass, che è arrivato un po' prima, è andato un po' più in cavalleria, per cui ci sono effettivamente dei gap che vanno risanati. Non è per carità che voglio dire che sono tutti bravissimi, però ammetto che in una sequenza così importante di decisioni molto ravvicinate da prendere, sicuramente qualcosa in questo Green Pass non è uscito bene, e speriamo che si riassestino, perché effettivamente tutti noi nel nostro settore poi ne soffriamo, e nell'immediato, subito. Sì, anche perché c'è il rischio per gli italiani che, siccome la Grecia, la Spagna, la Croazia hanno dichiarato che loro il Green Pass non ha questa tipologia fatta come noi italiani, attenzione che l'anno prossimo potrebbe essere che gli italiani vadano tutti all'estero, perché lì non c'è questa applicazione, e c'è il rischio. Noi sappiamo come ragionano gli italiani, cioè adesso tutti di qua, però domani tutti di là, ecco, perché adesso è chiaro, io mando qualcuno all'estero e deve fare la quarantena al suo rientro, deve fare un tampone 72 ore prima nell'andata, nel ritorno, eccetera. Però, per esempio, oggi è arrivata una normativa da Dubai che
se tu fai Covid free, praticamente c'è il volo Emirates e tu vai e sei vaccinato, non hai più da fare i 5 giorni, ma praticamente è solo consigliato. Per cui questo ti fa capire che bisogna che noi ci allineiamo a questa cosa, perché sennò resteremo bloccati. Tra virgolette, la Federalberghi ha detto che era stato fatto un passo avanti perché così gli italiani stessero in Italia, ma attenzione che questa Green Pass proprio per gli hotel e per i ristoranti interni agli hotel non è proprio una gestione. Va bene. Sì, evidentemente è un gap, speriamo che lo risistemino, anche perché specialmente anche i ristoratori hanno fatto veramente di tutto per allinearsi a distanziamenti e quant'altro, adesso si trovano di nuovo ad essere estromessi, insomma non è una cosa corretta, secondo me voglio sperare che lo rivedano. Bene, molto interessante lo spunto del dibattito con delle osservazioni molto pertinenti e purtroppo anche molto critiche e delicate. Adesso vorrei fare in modo, per fare il secondo e ultimo giro di domande, di coinvolgere le mie collaboratrici qui che vedete. Darei prima la parola alla dottoressa Livia Valentina, che propone una domanda ad Andrea Franceschi e una a Lodovica, poi invece passiamo la parola a Zinaida che ne propone una a Ivano e a Annalisa per chiudere questa breve sessione di... Sì, io volevo chiedere appunto ad Andrea Franceschi se la visibilità che il territorio di Cortina ha acquisito tramite l'evento sportivo dei mondiali di sci di questo inverno ha avuto anche un riscontro in termini di maggiori volumi e maggiori flussi, secondo la vostra esperienza. Ma diciamo che gli eventi sportivi hanno di solito una doppia finalità. Da un lato sono un po' un volano di sviluppo infrastrutturale sia sul settore privato sia sul settore pubblico. Devo dire che i mondiali hanno portato comunque un rinnovamento grazie anche a alcune leggi ad hoc proprio per la parte alberghiera e la parte degli impianti di risalita. L'altro aspetto è che comunque ti permettono di avere una visibilità, diventa in sostanza un'operazione di marketing che sicuramente è utile, soprattutto perché io credo che anche Cortina, che sicuramente è un marchio forte, molto conosciuto in Italia, a volte tende magari a guardarsi un po' l'ombelico. Non sempre la notorietà che noi crediamo che ci sia o che effettivamente c'è verso la clientela italiana poi è la stessa che c'è verso la clientela internazionale. Questo lo dico anche per esperienza, avendo girato parecchio all'estero. Quindi avere la possibilità di mandare delle cartoline, abbiamo avuto la fortuna di avere giornate belle durante i mondiali con tanta neve, anche se poi al di là degli atleti ovviamente la località non aveva ospiti per i noti motivi, comunque ci ha permesso di rimetterci sulla mappa di un turismo internazionale anche molto targetizzato sul prodotto montagna. Credo poi che il mondiale sia stato anche fondamentale comunque per consentire al presidente Zaia di candidare Cortina per le Olimpiadi del 2026, che poi sono state appunto assegnate in combinazione con Milano, e questo fa sì che in questo momento a Cortina ci sia una forte dinamicità, e lo dico anche e soprattutto sul settore turistico alberghiero. Sono arrivati, non c'erano mai stati prima, fondi di investimento che stanno acquistando parecchi alberghi, e anche le catene che avevano sempre snobbato, comunque non avevano considerato la località interessante, e ci stanno arrivando dal gruppo Merio, Radisson, Falkenstein, Airbnb, insomma questo contribuisce sicuramente a un dinamismo che fa bene alla località, perché alzando alzandolo al livello medio comunque ne beneficiamo un po' tutti direttamente o indirettamente. Quindi credo che abbiamo davanti altri 5 anni almeno di forte sviluppo e di forte ripresa. Invece, ricollegandomi al tema del Green Pass, volevo rivolgermi in particolare a Lodovica, sapendo che la vostra struttura ha un target di clientela internazionale molto forte, prevalente rispetto a quella italiana, e quindi volevo chiederle se la misura del Green Pass sta agevolando i flussi dall'estero, almeno dai paesi europei che hanno adottato questa misura.
Guarda, un po' quello che dicevano i miei colleghi, il Green Pass in questo momento sta creando solo molta confusione, uno a livello nazionale e internazionale, e stanno aspettando delle chiarezze di merito, per alcuni servizi dovrebbero essere previsti con pass, ma probabilmente per le strutture ricettive non lo sono, quindi con esattezza non ti so dare un dato certo. I flussi stanno arrivando lo stesso, e per chi non avrà il Green Pass, insieme all'associazione ai nostri colleghi qui del territorio, stiamo cercando comunque di strutturare la possibilità per tutti di entrare o comunque di ottenere un pass, quindi tramite tamponi ad esempio, per chi non è ancora vaccinato, e così da poter comunque garantire i soggiorni e comunque non mettere di lavorare, strutturare servizi del futuro e continuare la nostra operatività, perché ad oggi di nuovo bloccare l'accesso e ristorare di nuovo tutti i servizi sarebbe complicato, ecco. A livello internazionale posso dire che i numeri non sono tantissimi per quanto riguarda Abano Montegrotto, non sono gli stessi degli anni precedenti. Vediamo che il flusso arriva, pochetto, ma arriva. Va bene, quindi siamo nel panorama, come già richiamato prima, delle misure frammentate che rischiano di creare confusione nel tentativo invece di facilitare la ripresa. Passo la parola a te, Zina. Allora, io prima di tutto vorrei chiedere a Ivano Ziglio se lui concorda che i clienti si sono orientati principalmente sulle mete italiane e se questo ha comportato una modifica al vostro modo di lavorare e alla vostra offerta, ovviamente. Allora, distinguiamo le agenzie dal tour operator. Allora, sfattiamo subito, non è vero che le agenzie portano solo i clienti all'estero, ma durante il periodo estivo invece la concentrazione forte delle agenzie nelle vendite per anche i tour operator, in questo caso anche di Columbus e altri tour operator, è molto forte e pesa molto, pesa quasi un 30%. Diciamo che il fatto di stare in Italia è stato naturale. L'anno scorso i clienti avevano paura e si affidavano ancora di più a noi, al concetto. Quest'anno invece i clienti si sono fatti più forti, un po' perché c'è il discorso che tanti sono vaccinati, un po' perché magari hanno fatto i tamponi, eccetera, per cui è stato un po' così, anche un po' fai da te. Però la faccenda è che alla fine, come dicevano anche i colleghi, e comunque se guardo le statistiche anche del riempitivo alberghiero, eccetera, non ha dato quello che si sperava, perché dopo si sono organizzati in tanti altri modi. Una parte, quel 30% che diceva prima il dottor Dalla Libera, è vero, non è vero che non hai soldi. Questo io non ci credo che non è una questione di soldi, è una questione che in questo momento sono cambiati il modo di fare certe loro vacanze. Hanno più amici, più insieme, appartamenti, perché per esempio noi appartamenti, io ho una sede anche in Sicilia, non ne abbiamo neanche uno in Puglia, idem con patate, cioè è il modo che è diverso. Secondo me è un modo diverso. Come diceva qualcuno prima, bisogna ritornare un momentino più in tranquillità e allora si capirà effettivamente qual è la direzione esatta che prenderà. Comunque ci sarà un grosso cambiamento, lo vediamo dai nostri portali online che rispetto al 2019 abbiamo avuto un incremento pari al 50%, per cui è una cosa che ci sarebbero voluti anni per fare questo. Invece il fatto di comprare online è stata una spinta enorme stare a casa, in cassa integrazione, in smart working, eccetera. Allora, ad Annalisa vorrei chiedere invece quali sono i piani per l'autunno. Allora, un po' secondo me devo riprendere quello che ho detto prima, nel senso che è ovvio che adesso tutte queste nuove modalità hanno anche fatto sì che ci si incontri, come stiamo facendo noi adesso,
in modo diverso e tra l'altro molto più economico e molto più green. Però è anche vero, secondo me, che comunque rimane una forte necessità di cominciare a ritrovarsi di nuovo come si faceva una volta. Infatti, quando ieri mi si prospettava una domanda simile, io avevo scritto una cosa un po' strana, che però avevo scritto: se ripensiamo al tempo prima del Covid, riunirsi era una semplice abitudine. Ora trovarsi insieme è diventato un bene prezioso, un privilegio, oltre che una vera e propria necessità per poter rinsaldare i rapporti, costruire opinioni e riequilibrare dentro di noi quello che, sono un po' strana, quello spirito da Robinson Crusoe che è un po' in ognuno di noi, che si era costruito durante il tempo della pandemia, quando più o meno ci eravamo forse autoconvinti di poter bastare a se stessi. Però alla lunga questa situazione qua ha prodotto anche innegabili frustrazioni, per cui, tornando al discorso del lavoro, io penso che al di là di tutta questa ondata di momenti veramente critici, si ritornerà con delle modalità diverse, con qualcosa di differente, però ci sarà ancora molta voglia di ritrovarsi. Tutto quello che secondo me comunque è necessario è il fatto di non dover sempre sentire nelle orecchie il fatto che ci sono migliaia di persone che ancora si ammalano, che entrano in ospedale e quant'altro. Serve proprio questa serenità, perché tra l'altro, come diceva prima anche Andrea, effettivamente lo vediamo anche dal fatto delle prenotazioni. Cioè, io se vedo la lista delle persone che prenotano anche il giorno prima, fino al giorno prima, dopo magari ne entrano il doppio di prenotazioni per lo stesso giorno. È tutto completamente molto poco prevedibile. Noi per il lavoro che facciamo dobbiamo comunque sempre essere pronti a rispettare determinati requisiti, però davvero c'è tutta questa incertezza che una volta che saranno meglio definiti, soprattutto questa questione del Green Pass, e diventerà una normalità per un certo periodo ancora essere sottoposti a determinati obblighi, però voglio sperare che nel giro di un anno, secondo me è già tanto, io voglio sperare che prima le cose possano migliorare. Io spero molto in settembre, in ottobre e credo che si ritornerà un po' alla volta, al 100% sicuramente no. Il traffico internazionale secondo me riprenderà tra aprile e maggio dell'anno prossimo. Con la congressistica e tutto il resto, ripeto, voglio sperare tanto in settembre. Noi facciamo quello che possiamo, poi ripeto, tutto quello che è intorno a noi dobbiamo cercare di intervenire, ma non è una cosa facile, perché anche tempo fa col discorso dei vaccini in azienda, eccetera, avevo provato a sentirmi con Confindustria, però anche già lì, perché io volevo fare i vaccini in azienda, però dopo non si potevano fare perché c'erano problemi di GDPR, perché allora è tutto molto complicato, però sono convinta che ne usciremo. Bisogna semplificare le regole. Grazie Annalisa, cerchiamo tutti di guardare ognuno per il proprio segmento operativo con un po' di ottimismo, visto che non ci resta insomma che guardare in questo modo. Speriamo insomma Ecco, io direi che siamo arrivati alla conclusione, sono stati degli interventi anche molto interessanti e con degli spunti molto intelligenti, e anche insomma, poi di persone che vivono la realtà sul campo, insomma, e non sui giornali. E siamo arrivati un po' alla conclusione di questo breve incontro, che abbiamo voluto definire un termometro, in realtà lo è proprio stato. E voglio ringraziarvi tutti e quattro, perché avete dato un contributo molto interessante e molto prezioso nell'ambito dei vostri segmenti di attività, e ci ha dato una fotografia molto significativa in cui voi operate. Io direi che non escluderei di poterci ritrovare, visto che tutti abbiamo parlato un po' del futuro e delle prospettive, magari più avanti,
o in prossimità delle feste natalizie o subito dopo, per capire se le nostre previsioni di andamento turistico in generale del mondo delle vacanze è migliorato o non è stato esattamente come speravamo. E quindi potrebbe essere insomma una prossima occasione di incontro. Intanto, vi ripeto, vi ringrazio ancora, è stato molto interessante ascoltarvi, è stato bello soprattutto perché siete persone che operano e quindi non prendono posizioni filosofiche ma posizioni operative nell'ambito dei rispettivi lavori. Non mi resta che ringraziare le mie collaboratrici che mi hanno aiutato nel sviluppare questo breve evento ma molto significativo. A voi tutti augurando buon lavoro, a noi buone vacanze, a voi invece che operate nel settore turistico non mi resta che augurarvi un ottimo lavoro e arrivederci a presto. Grazie ancora e buona giornata. Ok. Grazie ancora.